totus e bene agattados un altro più con istorias. Amos questionato de tantas cosas in sas puntadas precedentes della trasmissione, di cultura, di medicina, di fisica, di religione, de terapia militare spommo de narrere. Oe querimmo seguire a vos spantare e abbiamo deciso di questionare de sa relata intra sa lingua sarda e sa letteratura e più in generale de commenti si può impreare in una maniera più moderna sa lingua nostra, per dare un benidore. Ne potremmo regionare grazie a sa competenza dei stranzu de oe Gonario Francisco Sedda. Grazie al Gonario può essere oe con noi. Grazie a voi. Ingegnere chimico ha sempre monteso un interesse in mano e arto posa schistione della lingua sarda, ha fatto dei balli di importo sul dizionario gavoeso e portato in sardo varizzos classicos della letteratura, da Gramsci a Boccaccio e a Machiavelli. Gonario, innanzi di entrare in contro dell'intervista, cercamo un po' di riconoscere in mezzo su o essere nascito e pesato, quali sono i suoi studi che ha fatto, in paga speralo, a chi è Gonario Sedda? Beh, sono nato in Gavoi. Sono andato in Gavoi fino a 2 anni, poi sono andato a studiare a Nugoro, sul liceo classico, e poi all'università della fatta in Pisa. Quali sono i sosamenti della pizzinia tua, di Gavoi, di Saida? Sosamenti sono di un altro mondo e di un altro luogo. Un mondo e un luogo che non esiste più. Tanto namus arvidas desa Sardina udini arrumbas frimas fino a saine dos annos in banta hanno incominciato a simore appunto sos annos 60 e 70. Tant'è vero che qualche volta istiono un'ipotesi pare appunto non queren credere mentre vivevamo su tanto. Poi la cose hanno cominciato a simore e so potuto andare a studiare. Cosa prima o più difficile, seguire l'università e arrivare alla laurea. In sa pizzinia che ha fatto in Gavoi, ite sono a mentor de suiginato, de come si viveva. A me pare che la nostra assieme più bella, scommo, ma più boidas. È proprio gai, sono i bodi a stotto. Prima noi vivevamo su Ammino e esas ortes in domo, anzi, certe volte noi studiamo non trovavamo a domo. E sono vicinato su un preno sia de mannos e mescamente de pizzinnos. E quindi avevamo su un zoos desa arrela e desa campana io da curso, omo canaprenu, tutto los strettos i prima udini liberos in ubi ortos e osargai besuni solo a minos besun pa a sprazzas e sas vidas si sono sbodias po varias razones ma sa cosa più importante è cambiare struttura economica sas vidas aumente più in generale sa Sardina namus ponia sospedese in sas campanas, in s'agricoltura, poi sa cose hanno cominciato a cambiare, l'agricoltura è stata minoria e la gente poi è stato un 30 andare a triballare a forza e poi la cosa è aggravata in questi ultimi 10-20 anni a mancando un sviluppo economico che possa dare a sos giovani un venidore economico, culturale, di vita buona, la gente crea di andare. Prima si canta da sarzità mannar della Sardina e poi non bastano manco ussas e dunque la gente si incominciando, cioè ha incominciato già da parecchio tempo a andare a foras. E questa della demografia, dunque desguato in bezzada, i giovani sono sempre più spau, le famiglie hanno paosizzo, e sforzi uno dei nemici più manos per la lingua sarda. Noi non ci smentiamo, a non è solo una crisi intergenerazionale o medicinale, la lingua viene di imparare da sorbezzos, da parte dei pizzinnos e dei giovani, ma sono giovani e tutto, non arrumbano in Sardegna, e si istionano su sardo, l'hanno imparato, si cantano fuori e dunque bisogna due tendenze creano problemi a mano, bisogna pensare bene e non perdere tempo.
La prima cosa che mi viene da conca di mandare scusa, tu sei ingegnere chimico, ma sempre tento un interesse mannu per la lingua nostra. Come te nascere, come te sta barrata questa relata gai forte? La prima cosa da narrare è che ho posizionato solo usarlo fino a 6 anni. Poi appunto ho cominciato a studiare, sono andato sul liceo e in cui abbiamo questa forte l'idea di usare una lingua, mescamente andavo a cominciare a leggere Gramsci e questa idea di usare una lingua e dunque non ne piace perdere, questa a forte in me e non la può perdere mai fino alla base continentale, in questo senso, io sempre, abbiamo un'oricra sempre parato cada Sardegna poi intende come andavano le cose. Certo, non cui posti in mese come di essere stati in Sardegna, però abbiamo proseguito e intanto, ma io ho un'idea di mente si poteva dare un azzudo a fare vivere e a fare crescere, a fare arrumbare la lingua sarda. La prima portale a patto è stata su Decamerone. Decamerone è un amore che nasce in suo liceo. La potevo più leggere tante volte per un motivo mio, di discussione su un pandolo di solas e un insegnante. Tenivo idee mie, non ho avuto proprio usare l'insegnante, su un pandolo mio. E sono stato un trinto a leggere tutti su Decamerone. Ma mentre appunto prima io ho letto su Onto della Libecche, i veste, no, e sono andato alla biblioteca Sebastiano Satta, tanto su corso, e mi sono posto a leggere, e una cosa che mi piaceva in tutto il senso, perché cosa arrivava a Saine e mi sono posto a righe dai solo. E stando messo là un mezza volta in conca l'idea di voltare in sardo su Decamerone e là poi la sa però a un'ala quando sono tornato appunto tornato a leggere Ontos del Boccazzi e poi là proviamo a birite ne venire da fuori e intanto portavo Ontos lo leggo a mamma mia poi mentre andavamo a questionare proprio leggendo questo Ontos e venne fuori l'idea di un vocabolario, poi un dizionario del sardo gavoese, proprio e poi bene mamma mia, questo Ontos e poi non sponimmo a fare un vocabolario. Certo. E poi appunto tu hai vivido un momento storico particolare in Sanugro che hai vivido come in scuola, in suo liceo, che ha un dibattito forte con suo tempo su la lingua sarda e sui intellettuali che stanno interessati di più a questa cosa della lingua sarda. Sono stato fino a nuoreso oppure è stato in un momento più generale e tu e Bigaia sono pago dai tue? Stiamo su ego in genere, ego valuto la diversa importanza, però mi interessa più su isinada e mentre si argomenta. Certo che sono intellettuale sardo sono stati più interessanti, per esempio Miailino Pira è stato meda importante sul dibattito di questo anno, ma ego in generale leggo tutto. Leggo sono importanti, si credono importanti, ma leggo è assurdo alle persone si pone da istionare della lingua sarda o istiona in sardo, viene assurtando appunto si imparano cose e ego in particolare deve essere attento a ascoltare. Uno dei modi di inchiesta mia non è di andare su stacquinos, andare a endere sul vocabolario, ma di ascoltare più attenzione sa gente in su istionu, senza ponere su sa gente in agitazione, e ascoltando e diende, e poi in mente tornava a domo e poi ragionavamo su mamma mia. Questo dibattito di
sono anni 60 e 70 è stato un meta forte. Come ti siamo esposto? Si questione dell'invasarda, dove è iese? Siamo in una difficoltà manna, manna e bisogna da creare e desire. Dobbiamo usare un discorso critico, ma vince autocritico. Non nos la possiamo scampare nande su un stauso bonoso a non vincere, so se non hanno vinto. Certo, quando siamo andati a fare questa lotta non facile e non ergalu facile, se ego tengo certi avversari addainanti, loro devono nostre alle uniche puntos fortes e alle uniche debilezas. Non possono andare da sei ma hanno vinto issos. E tanto noi, poiché non siamo stati in grado, bin astenendo più ragione, desuni atos contrarios a Salim Sarda, non siamo stati in grado di vincere. E in questo a ragione critico, dobbiamo narrare intanto non umisi tutto il accordo. E bisogna comprendere, poi a un certo punto si udini può alcanzare una lingua unica, si sono brigati tra essi, si sono brigati in Zurzao, e a me non si talvolta ma io appena certe inzurzas e certo modo di trattare gente, e viene a un mese prima un panzo insomma a meno. E questo bisogna da interrogare. Non si può andare e non abbiamo sbagliato nulla, né abbiamo sbagliato tutto, né non abbiamo sbagliato nessuno, né che tenevamo ragione tutti. E io credo che intanto certe cose le abbiamo ottenute. Per esempio, l'amministrazione regionale tiene un standard, anda bene. Però questo non vuole narrare, e si sta un punto di scontro, non vuole narrare che la lingua dei sardos possa essere la lingua dell'amministrazione. È qualcosa di plus. E credo che si possa dire a Forasa andando a una scrittura unica, ma un lessico aperto. Lessico aperto non vuole andare in uno nada su li pare, ida e cada bambino diventa lingua sarda. E renare è un processo che è guidato. E deve essere guidato non solo da quelli che si interessano specificamente della lingua, ma da quelli intellettuali in generale e da quelli politici. E ne abbiamo di intellettuali? Ma io non lo comprendo meglio. A poi da un'ala, navana e nana, il usardo non si deve perdere. È un delitto a lo perdere. Da Saterala però non ha né nulla o non propone né nulla, può avere in modo che l'usardo non si perda. E l'usardo non si è stato fortificato in questi ultimi 30 anni o 40 anni. E teniamo presente sul fatto che non si può narrare che i sarvilda si siano difesa de prusu rispetto alla proposta di una lingua unitaria. Ecco, quando Torro viene a Gavoio, 11 anni, ma bizzo, stiamo più spazio su Gavoesio. Non solo, ma vince gente, i ha imparato solo su Gavoesio. Un suo tempo non questiona più su Gavoesio, manco uso. Dunque, teniamo bisogno di unire le forze in modo che vi sia un punto di riferimento e deve essere uno sforzo, un tentativo di costruire qualcosa di unitario. E questo, secondo me, si può ottenere solo se noi poniamo d'accordo per un'ortografia unica. Un'ortografia in cui bisogna tutte le lettere dell'alfabeto internazionale. Noi stiamo di apertura dell'usardo a livello internazionale, abbiamo giustamente la lingua è una delle lingue del mondo, e poi certe volte a rumbo spantato o mente linguistas propongano un alfabeto in cui questa lettera, che questa lettera, non si comprende o mentre si scrive una lettera in inglese in un testo sardo e tu lo devi scrivere in un alfabeto internazionale o un alfabeto sardo. Dunque noi dobbiamo porre d'accordo
e depimus intanto fissare as cosas in ue bergias d'accordo, appunto non è che non siamo tutti d'accordo, bisogna osar meda in ue siamo d'accordo e de lasciare aperta la discussione in altre cosas. Se altre cosas bisogna di discutere. Dunque, dobbiamo perdere un processo. Il risultato, questo processo è una lingua unica. E non credo, mentre non si riescono a difendere la lingua di ogni vita a una per una, non abbiamo a resistere a non difendere in due lingue. Ma se pensiamo solo sui bisogni da spendere. A spendere per due lingue è mega più difficile che non spendere per una sola lingua. Entrate sempre in incontro de limba, tu hai questionato de Zugavueso, hai fatto un tribaglio di importo sul dizionario, sul vocabolario de Zugavueso. Come ti dovrebbe dar conca questa cosa e il tarbito fa che di questo tribaglio, quanto Zugavueso è scambiato, è mutato in suo tempo, il tarbito? Appunto, una cosa sta a questionare una lingua, sia di una vita o una lingua vinta di uno sviluppo umano, una regione o un continente. Un'altra cosa è studiare questa lingua. Faccio un esempio, io non mi sono posto a fare su vocabolario, in gavese naro deghe, naro bindighi, naro doghi. Non mi ho mai posto la pregunta, ma da dove venite? Er gavoesu o estatero? E beh, deghe, doghi e bindighi non er gavoesu, ma è logodoresu. E questo era narrare. E bina idea mia, in modo un vazzilone, ma avviato, e su gavoese veniva direttamente da sul latino, non mi tornavano sos ontos, a poi la fonetica non tornava. E si iniziò a studiare, cioè studiare su gavoese, ma no, mentre delle bene l'idea di che la poggianà, mentre mi viene mamma mia e me la posto in conca. E andò la Panauei sei tutto ad incominciare a collire paragolas e proverbios. E lui si fininde di portare su Decamerone. E ha incominciato a pensare, o mente si poteva dare, oltre giusto a dare, o mente si poteva dare, e poi abbiamo visto già meda vocabolario, esistevano a incomincio degli anni 90, e non mi davano la soddisfazione, cioè mi pariva che bisognava fare qualcosa di differente, di diverso. E infatti è un vocabolario impostato, poi diventato dizionario, impostato in modo diverso dall'altro. Io sigo belli in totus sono inditos della lessicografia internazionale. Poi pensavo, e andava bene a fare un vocabolario del gavoese, o mentre parte della lingua, non poi posso pensare che il gavoese diventava la lingua sarda, più importante. Appunto la lingua più importante, no. Però può andare a scafudare in base dei gavosi, la lingua dei gavosi, a poter studiare tutto il sardo. Sono diventato un lettore, leggitore dei vocabolario, tutti i vocaboli sardo, sono andato a bere, poi le parole mi interessavano, ma le parole non mi interessavano, e tenevano, quindi tutti gli studi sono stati usati, non solo, ma poi sono andato a leggere il vocabolario catalano, sono andato a leggere il spagnolo, e insomma, ogni volta mi serviva di approfondire una determinata cosa, a poter più, è un'altra cosa, si pone a studiare la lingua e a istionare la lingua. Benza sposato, in una lingua non può essere solo istionare, deve essere scritta. Dobbiamo imparare altre competenze, la competenza della scrivere e della leggere. Infatti, viene un'altra cosa difficile, se poniamo una persona istiona da binar bene la lingua, la poniamo a leggere, ha altra difficoltà, ma è naturale. Sono competenze che uno alcanza andando a scuola. E infatti, non dico se andiamo a istionare, bisogna imparare su sardo in scuola in sardo. Un'altra cosa che tu hai fatto di importo umano è di portare in lingua sarda varie opere dei sormanos della cultura e della lingua italiana, di Gramsci, Boccaccio, Machiavelli. Come ti arresti su un vago di mutare queste cose fino a ti aggrada e a seguire sul gusto tuo e ti hai fatto? Ego non porto
autori non mi piacciono, e poi naro poite. E poi la questione di portare in lingua sarda, per me udi una prova per me e poi la lingua è tutto. Mancare io lo sapa bortauso in un barbarizzino mesulano, non è proprio gavoese, non è scritto in gavoese. Dunque, una prova viene a me, per me, e è una prova, un modo di accurciare a questa portatura dell'opera d'arte, vale di bina sposa lingua unitaria, all'esisia, insomma, se uno era di scrivere questa lingua sarda comune, nessuno ne ha di non scrivere. È un anto di sardo in uso, a uno la gradano, non la gradano, però bina su gavoese e 11 lingua di sarbida, sapete, sull'imbaggio di una vita, non è una lingua, è una lingua che tiene la regola sua, in generale la regola del sardo, e dunque non è che uno si pone da scrivere in gavoese o in tortoluese o in nugorese o non disoite, si inventa da una grammatica e una sintassi. No, il suo vocabolario bervina una grammatica e una sintassi. E poi aumenta più studiare, in generale è per massima parte la sintassi e la grammatica dell'usardo. Noi namus è una lingua. Non è un problema tecnico su portare un libro. Poi non resiste a pensare a portare un libro di un autore che non mi aggrada. Su porta da un'opera e solamente un attore interpreta da una parte, deve entrare in suo personaggio. E dunque quando porto un'opera, creo di entrare in suo ambiente, in suo ritmo di suo scrivere, di suo nasos ontoso, e devo creare sul registro giusto, andando a me dal registro quando si ha una portata. E dunque in una pagina bisogna da irrigare, se la porto in sardo, deve essere irrigare in sardo, e se invece è una pagina di tristura, devo dare questa sensazione di tristura si tratta. Poi secondo te è importante abortare i classici in lingua nostra. A te piace, ma a stento Deus sicuro, finza a prova che va una ricchezza in plus, forse a dare a gente la possibilità di leggere in sardo sos classicos, a dare un benidore a questa lingua, che a me mi pare che mi dà porta sempre finza, trimos in conca, di usare, di imparare il sardo, poi la cosa più minima, è una cosa che tocca di imparare in sua famiglia, in suoi zilleri, con i suoi amici, invece pare che non sia una lingua per la letteratura. Ovviamente, quando ho cominciato a portare, partivo un'idea, in sardo si poteva narrare tutto in Ana, in suo mondo si tratta la letteratura, si tratta la lingua, e taponau, mi riopponere a questa prova, di più dimostrare usto o possibile. Poi ho pensato a Sisola. Io gli veni da Onca di andare a leggere a Boccaccio. Io gli veni da Onca di andare a leggere a Machiavelli. Scrivere in un italiano per noi oggi è mega difficile. E infatti sì, mescamente in su Decamerone è stato un triballo di ampliamento della sintassi, e ha letto Boccaccio dice di sos periodi sono lunghi, prendono le subordinate, cosa che non possiamo usare in sardo. E dunque a entrare sul mondo dell'autore e a lo rendere in un'altra lingua un porta tutto su triballo e un Hernande. Ma a imparare a leggere è fondamentale per la lingua. Dobbiamo scrivere e leggere. Sono due competenze della sala non possiamo usare a manco. Però bisogna sia osa di leggere. E la osa di leggere deve essere sprusu diversas possibili. Alla sia casta di
tipo letterario, noi stiamo studiando di questo uomo, ma vinza di tipo scientifico. Ed ego appunto a pensare una prova uomo bisogna mentare sul libro di Machiavelli, poi questioni economiche in modo diverso, ma ecco l'avevo presentato, l'avevo pensato mentre uno oneddu preno in due viudi la portata sarda originale di Machiavelli e una traduzione in italiano moderno. Secondo me ne udi da tutto parisi proprio pensando a Sisola, in modo in Sisola usata sul testo del Machiavelli originale, usata la portata e usata bene una a noi è facile a leggere l'italiano del Machiavelli di una portata in italiano moderno. Gramsci bisogna tanto registros. Gramsci istiona intanto questo libro non esiste in italiano, la lettera la sapo per a Sego, l'ha proposto sul titolo Sego e ha creato di dare un'incadenatura logica a sa lettera, sia il Susepiru sia in andare dei suoi tempus. Noi abbiamo cose semplici di cada dia, si riguarda sul ordine dei pizzinos o su riferimento a ositas in noi ponimus onziadie, ma bisogna bene trattare di questione di politica, di questione di teoria politica, si questione di psicanalisi, di questione di problemi, non sono problemi, sono stirnande desa istionadas a satrallallera e suzzilleri, insomma, gli andano e venini, però non lasciano nulla. E qual è la soddisfazione più umana che tu facendo questo strivallioso? Ma intanto suelo usare un sintento japonao ed è arrivare allo concluire è una soddisfazione umana. E poi che altra soddisfazione Ervenia, per esempio, di Inde, ma sono cose che noi si diamo da calcoli, sul dizionario usata dalla biblioteca pubblica di New York, usata in una biblioteca dell'Università di Yale, usata in sa biblioteca di ricerca di Jacob Judd, che è un grande linguista svizzero dell'Università di Svizzera, usata dall'Università di Tubinga. I studiosi o ricercatori italiani sono di tanto mi zittano e osa studiare è una soddisfazione, ma la cosa più importante è la soddisfazione o illusione, non lo dico, di poter dare un contributo a arguire la lingua sarda, la lingua di tutto lo sardo, magari dove si è vergognoso su cose di importo, a tenere un vocabolario in un'università e scrivere chi balli chi si fa. Un Paolo brullava, ma che uno conosce in New York? E non conosce a nessuno. Tornando sul scontro della lingua, tu hai Arnado, abbiamo cominciato questa regionata nande che in sa società sarda degli anni 60, 70, 50 sa lingua fi più partecipata, su dibattito fi più forte, più sarto, come siamo in una fase un po' critica, un po' di crisi, e dobbiamo questionare dei subbenitori della lingua sarda. Tu hai fatto un zinno a sasi scuola, mi dia piacere a tornare a regionare su questa scuola. Secondo te ite si può fare? Io ho un'idea che è mia, che su sardo deve essere materia curricolare, deve entrare non in ore che non si schi bene e vaghere, ma deve essere una materia fondante della formazione dei piccini, figli di sa famiglia che ha difficoltà all'usare questa lingua. Tu e te pensi? Su sardo deve essere imparato in scuola in sardo. E dunque deve essere programmi. La cosa che pare sul muro non si riesce a brinchiare è un cale lingua. Ecco, abbiamo preso certas a Minoso e siamo arrivati a un angrone, siamo serrati, non siamo più andare a dinanzi. Tanto forse bisogna pensare a tornare secus. Ognuno tenza da un po', si smette questa censura di un istionante, di essere brigato,
un po' di umilezza, di buon senso. di buon senso. Chiamo di dare un indito di amore per la basarda, invece di non sbrigare. Però, e dunque, lui Nande, secondo me, può zumpare questo, bisogna da a un'ala a mantenere le cose che andano bene, a saterala lasciare aperta questa questione che hanno di arrivare a una ortografia unica e lasciando aperto problemi vari. Uno dei più importanti è il problema del lessico e uso a portare meda gente a mantenere ma aumente in Sardegna diamo stento meda dominadores in os anni spozzau belle di tutto, omo dipende bene l'altro sardo, ecco, questa cosa bisogna alla superare, di più bisogna essere più bonoso un satiro. E in questo modo, appunto, il libro si scrive in un unico modo. Devono essere scritto bene, devono essere scritto rispettando la grammatica e la sintassi. E per fortuna nostra, a parte del lessico che abbiamo di più, la sintassi, se la salviamo da sul bombardamento dell'italiano, la sintassi e la grammatica è romba bella e uguale in tutta la Sardegna. Sempre rispettando la sintassi e bisogna da conoscere. E la metalinguistica non si impara dai sosaminos, non si impara dai sorsileris, non si impara manco i sazzarra dei linguistas, si impara in scuola. Bisogna andare a scuola e imparare su sardo, istionando in sardo. Seguendo questa bella regionata, hai qualche altro progetto in conca che non si può narrare, se sfaghinde? Ma intanto ho portato non solo queste 3 opere naudue, ma ho portato una su un conto di Sepulveda, che è stato pubblicato da Domus de Janas in forma di ebook. E Capacabau 1984 di Orwell, e quindi andiamo andare a pubblicare Vinas Usu, e capo acabau una terza edizione del suo vocabolario. Quindi gallo più manno, più approfondito, più informazioni, e poi ho in mente il progetto si arrumbo vivo, si arrumbo vivo, a portare altri ontos del suo povero Sepulveda, e poi mala sorte che la piau quest'ultima malattia di Covid, adesso manca 3 ontos di Sepulveda, scritto po' piscinedo, ma sono scritto vinas po' mannos. Gonario, Dio ti darò grazie per questa passione che hai posto in questa regionata, per le cose che hai nato di importo e finché hai nato una cosa che pare di un vago de pago conto invece di importo umano, che siamo ancora a rimbatte, vi può sponnere a un'ala delle brigas. Grazie ancora e sia spiacere a tornare con noi a chi stiamo di rimbasare di tutte le cose belle che fai. Torno grazie a voi.